Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali e non solo. Che cosa troviamo? Soprattutto la querelle, che sembra essere stata limitata a un giorno, ma non è detto sia così, leggendo tutti i quotidiani, fra la Presidenza della Repubblica, un consigliere della Presidenza della Repubblica e il governo Meloni. E poi il resto, vedremo appunto le interpretazioni diverse sui vari quotidiani, il resto poi sulla questione della guerra in Ucraina, con il probabile piano fra Stati Uniti e Russia per la pace smentito dalla Russia nella mattinata di oggi, e si parla anche di manovra. Ma come detto, i titoli principali sono dedicati all'incontro che c'è stato ieri fra Mattarella e Meloni. Troviamo la notizia anche sul Corriere della Sera. Faccia a faccia, dopo le parole di Bignami, attenzione, Bignami è di Fratelli d'Italia e alla Camera ha portato quello che è successo in una cena fondamentalmente, in cui il consigliere del Colle, che si chiama Garofani, avrebbe espresso dei temi negativi nei confronti del governo di destra. Mattarella e Meloni è disgelo, però questo è il titolo: la Premier contro Garofani, poi la nota di Fratelli d'Italia, sintonia caso chiuso. Come sempre andiamo a vedere un po' quelli che sono i riflessi interni di queste notizie, restando sempre sul Corriere, con Meloni che sale al Quirinale, Garofani parole inopportune, faccia a faccia di 20 minuti, Palazzo Chigi, sintonia ribadita in serata, Fratelli d'Italia parla di caso chiuso. Ma com'è nato tutto questo? Sappiamo da un articolo che è apparso sulla Verità, che ha riportato le parole di Garofani. Ma quando sono state espresse queste parole? Lo vediamo sempre sul Corriere da questo articolo: la cena tra romanisti sulla terrazza e la mail che ha tradito il consigliere. La tavolata vista a Piazza Navona, il testo con le sue frasi inviato ad alcuni quotidiani a firma Mario Rossi. Questo è il tema che troviamo sul Corriere e che dà il senso appunto di quello che è capitato. Fra poco vi farò vedere, tornando sulle prime pagine dei quotidiani, quelle che sono le interpretazioni, perché alcuni quotidiani si fermano alla notizia e a quello che trapela della notizia, trapelato soprattutto da Palazzo Chigi. Gli altri quotidiani vanno a trovare qualcosa che potrebbe succedere in futuro o nelle intenzioni del Premier. Lo vedremo fra poco. Intanto, piccola anticipazione sulla questione ucraina: esercito dimezzato, via il Donbass, il piano Stati Uniti-Russia smentito, lo ricordiamo, in mattinata dalla Russia, e la resa di Kiev, raid a Ternopil, 25 morti, tra cui 3 bambini, Zelensky ad Ankara, pronti a parlare con Putin. Ovviamente è un tema, questo del piano Stati Uniti-Russia, che certamente non è il tema che gli ucraini vogliono, ma perché comporta anche lasciare un territorio importante come il Donbass. E poi c'è il tema della manovra. Ne parleremo anche dopo, è un tema che sarebbe probabilmente l'apertura di tutti i quotidiani nazionali se non ci fosse la polemica legata appunto a tutto quello che è successo con le parole del consigliere del Presidente della Repubblica. Così cambia la manovra. Fratelli d'Italia insiste sul condono, ma Salvini rilancia sugli interventi edilizi: meglio il silenzio assenso. Oggi vertice di maggioranza, necessario tenere i conti in ordine, dice il vice ministro Maurizio Leo. Torneremo sull'aspetto della manovra, anche perché coinvolge o sembra coinvolgere anche qualche dato, come ad esempio il canone della RAI, che riguarda specificatamente quelle che sono le tasche e i risparmi dei cittadini. Andiamo a vedere e torniamo sul tema principale della giornata di ieri, cioè quello dell'incontro fra Meloni e Mattarella, il dietrofront di Fratelli d'Italia. Ed è tregua, colloquio dopo l'attacco, tensione per la nota di Palazzo Chigi, da Garofani parole inopportune, poi la frenata in un comunicato del partito. Caso chiuso, dice Fratelli d'Italia, rinnoviamo la stima per il Presidente. Questa nota legata alla tregua la ritroviamo
anche su altri quotidiani, per esempio Il Giorno, guardate, tregua dopo le tensioni, questo è il titolo del quotidiano nazionale, lo sappiamo, Il Giorno, La Nazione, Meloni che sale al Quirinale, si ribadisce appunto dell'incontro molto breve di 20 minuti. Ritorna questa parola la tregua anche sulla Stampa, ad esempio, tregua dopo lo scontro, Palazzo Chigi insiste nelle critiche a Garofani, appunto la persona che ha parlato e che ha fatto venire fuori il caso poi riportato dalla Verità, faccia a faccia di 20 minuti al Quirinale, caccia a chi ha pedinato il consigliere del Colle. Ma torna questa parola tregua, la sottolineiamo perché fra poco troveremo parole completamente diverse. Sulla Verità, che è appunto il quotidiano che ha dato origine a tutto questo bailam politico e all'incontro chiesto dalla stessa Meloni per andare a parlare con il Presidente della Repubblica, come titola: l'uomo di Mattarella conferma tutto, però non vuole mollare la poltrona. Il Quirinale aveva definito ridicola la rivelazione sul piano anti-Meloni del dirigente, peccato che egli stesso abbia confessato che era vera, sminuendo solo chiacchiere tra amici. Abbiamo visto in quale contesto. Lui è libero di tifare chi vuole, non però a fianco del Presidente della Repubblica. Questa è la nota e l'interpretazione da parte del quotidiano La Verità, che ribadisce appunto lo scoop, il nostro scoop sulle sparate di Garofani. Ma a parte La Verità, vi faccio vedere appunto altri titoli, sempre sulla stessa questione, che però poi vanno in direzioni completamente diverse rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, in cui si è parlato, l'abbiamo visto, di tregua. Guardate qui invece su Domani. Meloni Mattarella, scontro totale, dunque non più tregua ma addirittura l'opposto, scontro, l'inesistente complotto deve preoccupare solo Schlein, lo scossone, secondo Domani, è riferito a lei, così la leader vuole scalare il Colle, fallisce l'incontro distensivo tra il Presidente e la Premier che tiene il punto, Garofani inopportuno, la roadmap della capa di Fratelli d'Italia per provare a conquistare il Quirinale nel 2029 e l'imbarazzo da parte dei moderati del suo partito. Questo è un tema che viene ribadito da altri quotidiani che si occupano della notizia, fra tutti il Manifesto, che lo mette come notizia di apertura, come la maggior parte dei quotidiani tratta questo caso, ma così titola: la scalata. Dopo l'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella, ma al termine rilancia le accuse contro il consigliere Garofani. Il caso non è chiuso per volontà della Premier, che vuole tenere sotto pressione il Colle in attesa, dicono dal Manifesto, di poterlo conquistare. Per cui avete visto come la stessa notizia può essere riproposta e riprodotta in modi diversi e soprattutto interpretata in modi diversi. Da Palazzo Chigi arrivano informazioni di una tregua reale, così è stata riportata da molti giornali, mentre appunto c'è chi vede qualcosa che può avvenire in futuro. Cambiamo argomento, dicevamo della manovra, dicevamo anche di una notizia, quella appunto sulla manovra, che sarebbe stata la notizia d'apertura probabilmente della maggior parte dei quotidiani in questo periodo. Sappiamo che è il periodo appunto delle leggi di bilancio per quanto riguarda la nazione. Allora ecco il taglio del canone Rai. Andiamo sul Messaggero. Si parla appunto di un possibile taglio del prezzo, del costo del canone. Tra gli emendamenti segnalati spunta quello della Lega con lo sconto da 90 a 70 euro per la TV. Nel pacchetto di maggioranza, proroga della detassazione sugli aumenti salariali, resta il nodo invece degli affitti brevi. Questo è il tema della manovra che, rispetto a quello che succede negli altri quotidiani, sul Messaggero diventa titolo di apertura, perché il colloquio con Mattarella è il titolo sotto la testata che troviamo anche in questo caso chiuso. Abbiamo visto che non è proprio così secondo alcuni quotidiani. Andiamo poi, se restiamo sul Messaggero, perché anche qui si parla
della intesa, o presunta tale, perché abbiamo detto ci sono state smentite da parte della Russia, fra gli Stati Uniti e appunto Putin. Offrono a Kiev garanzie sulla sicurezza, piano Trump, Donbass e Crimea a Mosca. Sarebbe questa l'idea, ripeto, smentita da parte della Russia, che dice a noi nessuno ha comunicato niente. C'è poi questa notizia di cronaca che ha occupato le cronache appunto dei TG nella giornata di ieri. Uccide la sorella, poi videochiama la madre, guarda, le dice, orrore a Nola, lui 25 anni, lei 23, entrambi erano in cura in un centro di igiene mentale, questo che è successo in Campania. Sulla manovra torna a parlare anche il Sole 24 Ore, è un tema ovviamente prettamente economico, che magari non fa totalmente presa sui cittadini, ma che però determina molto della vita dello Stato per il prossimo futuro. Allora sul Sole 24 Ore il titolo è questo: emendamenti segnalati, ok condoni, fino a settembre 2027, fino a settembre 2027 l'iperammortamento è una operazione condoni nella manovra del governo Meloni. Sono 4 gli emendamenti dedicati alle sanatorie edilizie di Fratelli d'Italia, inseriti tra i cosiddetti segnalati e dunque con molte chance di essere approvati. Oltre al condono del 2003 verrebbe riaperto anche quello del 1985, pensate, che consentirebbe di regolarizzare parti di immobili radicalmente abusive, per cui anche su questo tema aperto importante rispetto alla manovra. Chiudiamo invece, perché abbiamo parlato delle polemiche in seno alla politica italiana, polemiche che non esistono certamente quando si parla di violenza. In questo c'è un accordo generale e si trova ad esempio sulla Nazione. Vi facciamo vedere il titolo. Sotto appunto alle polemiche legate a Meloni e al Quirinale c'è questa notizia: senza consenso è stupro, primo via libera alla legge, se non c'è consenso è violenza sessuale, il primo via libera arriva alla Camera, la proposta di legge bipartisan, che è un dato importante per la politica che spesso non troviamo, e che riscrive il reato di stupro. Il testo, approvato all'unanimità, è frutto di un accordo ai vertici tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta di legge passa ora al Senato. Un'ipotesi è l'approvazione definitiva in una data simbolo come quella del 25 di novembre, vale a dire fra 5 giorni, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi ci fermiamo con la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra poco con le prime pagine dei quotidiani locali partendo dal nostro sito siciliaweb.it e poi una parte dedicata allo sport, a fra poco. Eccoci per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sul nostro sito siciliaweb.it, che ci aiuta anche a fare il punto sulle ultime notizie che sono arrivate in mattinata. Ad esempio, in apertura sul nostro sito troviamo traffico di droga nel Catanese con 10 arresti e un'operazione parco giochi dei carabinieri. Tutte le notizie ovviamente le avrete sui nostri telegiornali. Saccheggi e danni durante manifestazione, anche di questa notizia avrete tutti gli approfondimenti nel nostro TG. Durante una manifestazione 2 arresti avvenuti a Catania. E poi c'è quest'altra news, la Cassazione che conferma la condanna, Ruggirello va in carcere. Di chi si tratta? L'ex deputato deve scontare 12 anni per associazione mafiosa. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per l'ex deputato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ruggirello dovrà scontare la pena in carcere. Nel 2019 l'ex esponente, prima di PD poi dell'MPA, era rimasto coinvolto nell'operazione antimafia Scrigno. Il 25 gennaio scorso la Corte d'Appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta al politico in primo grado, respingendo l'impugnazione della difesa,
che aveva allora deciso di ricorrere in Cassazione. Questa e altre notizie sul nostro sito siciliaweb.it, mentre io vi porto adesso sui quotidiani cartacei per farvi vedere intanto l'apertura della Sicilia, dove troviamo, a parte il colloquio fra Mattarella e Meloni, l'episodio gravissimo avvenuto a Milano, dove un ragusano, un universitario ragusano, è stato accoltellato da una baby gang nel centro del capoluogo milanese per un furto di una rapina di appena 50 euro, rischia di restare disabile. La lotta per i diritti delle donne, rapporti sessuali solo col consenso, sì, bipartisan, ne abbiamo già parlato, ma poi ci sono le notizie che riguardano la nostra regione, che troviamo appunto a centropagina, con la mozione anti-Schifani, il campo largo compatto, ma il futuro è un rebus, ne parleremo fra pochissimo, e poi la svolta con l'azzeramento dei circoli a rischio infiltrazioni. Il titolo è questo: il miracolo di Sant'Agata. Andiamo a vedere proprio queste ultime due notizie all'interno dei quotidiani. Ad esempio, proprio sulla Sicilia troviamo questo titolo: chi non firma la sfiducia sta con Totò Schifani. Le opposizioni lanciano la mozione contro il governatore, 23 voti su 36 necessari all'Ars, De Luca ne assicura 3, ma dice dimettiamoci tutti. I presagi giudiziari e i timori dei peones di maggioranza, la prossima scossa non reggiamo, dicono. Ora i siciliani capiranno chi sta con indagati e incapaci. Il PD: non possiamo girarci dall'altro lato sulla bufera giudiziaria del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle, scelta unitaria che vuole rappresentare anche chi sta fuori dal palazzo. Al centro la foto che campeggia su tutti i quotidiani e i siti della firma da parte per questo atto ovviamente di sfiducia dell'opposizione fondamentalmente. È lo stesso tema che ritroviamo anche sulla Gazzetta del Sud: la sfiducia dell'opposizione, i marosi sulla rotta di Schifani, la mozione della minoranza all'Ars non ha i numeri per essere approvata, ma costringerà il governatore a fare i conti con questione morale e scenari giudiziari che restano imprevedibili. PD, Movimento 5 Stelle e Lavardera vogliono stringere i tempi per il confronto in assemblea. Lo stesso tema lo troviamo in apertura di Repubblica Palermo, con la sfiducia a Schifani, le opposizioni a caccia dei voti, presentata la mozione dopo il caso Cuffaro, nella maggioranza è ancora lite sulle nomine, ma troviamo altro ovviamente nella prima pagina del quotidiano palermitano. Allarme e sicurezza, meno reati in zona rossa, i dati della questura, ma a Palermo in 24 ore 9 aggressioni in via La Lumia, ne abbiamo parlato nei nostri TG, e a Ballarò. E poi c'è il contenzioso sugli straordinari, un vero e proprio Natale senza vigili, e questo è un rischio. Ovviamente le due notizie possono essere abbinate, anche legate al discorso sicurezza, che ovviamente ha un senso molto importante. A proposito della notizia principale, questo è quello che troviamo invece sulla pagina interna di Repubblica, con le opposizioni unite sulla sfiducia a Schifani e si bloccano le nomine. PD, Movimento 5 Stelle, Lavardera presentano la mozione contro il governatore, la crisi della maggioranza congela gli incarichi in enti, gli ACP e sanità. Questa è la situazione a livello regionale per quanto riguarda la politica. Poi c'è l'altro dato, l'altra notizia che abbiamo letto, che riguarda da vicino Sant'Agata. Durante Buongiorno Sicilia c'è stato ospite Barbaro Scionti. Che cosa è successo? Lo vediamo anche dalle pagine interne del tomo di Catania della Sicilia. I circoli e le associazioni, leggiamo, e il commissariamento annunciato, avviato dopo le notizie di infiltrazione mafiosa, è stato accelerato con l'arrivo proprio di
di Renna, e questo troviamo all'interno dell'articolo. Anche dal giorno del suo arrivo in città Renna non ha fatto venire meno gli inviti ad una devozione meno folcloristica e più sentita. Adesso l'iniziativa che non va considerata punitiva ma che vuole invitare a una maggiore presa di coscienza. Stesso tema troviamo ovviamente nelle pagine interne con Sant'Agata e l'iniziativa di Monsignor Renna, fine di un iter. Il commissariamento è arrivato dopo i ripetuti inviti dell'Arcivescovo a vivere la fede con maggiore fervore. Si può essere buoni devoti anche senza possedere una tessera. Questo è il tema che viene fuori, che è emerso nella giornata di ieri. Dicevamo poi della sicurezza, soprattutto nelle grandi città. Il tema è molto sentito, molto avvertito nel capoluogo di regione, a Palermo, con l'istituzione appunto delle zone rosse, ma ci sono dati contrastanti e li vediamo proprio su Repubblica Palermo, con la sicurezza a due facce e i reati in calo in zona rossa, però si registrano nuove rapine a Ballarò, ad esempio le aggressioni in via Lumia e nel centro storico. Dati invece importanti che arrivano da alcune zone come appunto il Massimo, meno 65%, e la Vucciria, meno 84%, sono i dati diffusi dalla Questura di Palermo. Ritornando invece al Natale, ne abbiamo parlato sempre leggendo la prima pagina di Repubblica, si va ad uno spettro di un Natale senza vigili, questo leggiamo, è un contenzioso sugli straordinari. Bisognerà attendere il 2026 per vedere i 100 agenti promossi dalla Galla, trattativa sui 160 addetti dei servizi aggiuntivi. Il rischio appunto di avere un Natale senza i vigili per quanto riguarda la città di Palermo. Cosa troviamo invece su Gazzetta del Sud? Notizie legate certamente all'aspetto regionale, per cui il sequestro della maxi discarica abusiva e disastro ambientale con 11 indagati, il sito di Vallone Guidara a Messina, e poi questa spedizione punitiva di cui abbiamo parlato diffusamente nei nostri quotidiani, spedizione punitiva al liceo Basile, studentessa aggredita e picchiata, avete sentito nel TG, una 17enne travolta letteralmente da due ragazze. Per il resto la Gazzetta del Sud propone invece le notizie di stampo nazionale e internazionale, con Meloni che va da Mattarella ma il caso non è chiuso, e poi l'Ucraina sotto le bombe, spunta un piano segreto tra Mosca e Washington, come abbiamo ampiamente trattato guardando ai giornali, ai quotidiani nazionali. Vi faccio vedere poi anche un titolo, sempre su Gazzetta del Sud, relativo al ponte sullo Stretto, le polemiche, lo sappiamo, il fronte del no che vorrebbe che l'opera non si facesse, un'opera, lo sappiamo, di cui si parla ormai da decenni, sembra essere l'anno giusto, potrebbe essere l'anno prossimo, ma intanto c'è l'emendamento del PD sui fondi che infiamma la battaglia parlamentare. I senatori Nicita e Irto chiedono che le risorse trattate dai fondi di sviluppo e coesione tornino alle due regioni coinvolte per opere più utili e urgenti. Le opposizioni cercano sponde anche nella maggioranza. La motivazione è che è ormai impossibile che i cantieri comincino entro il 2025 e dunque si riallochino quei fondi. Insomma, prosegue come sempre la polemica su questo dato e su questa infrastruttura di cui appunto si parla da decenni. Cambiamo argomento, parliamo invece adesso di sport, andando a vedere prima le notizie di sport nazionale o internazionale attraverso la Gazzetta dello Sport. Tre titoli fondamentali: l'apertura dedicata al derby di Milano, che sarà in scena domenica, -3, con le mosse dei due allenatori che vedete in foto, Chivu da una parte e Allegri dall'altra. Ma la cosa che più tiene in apprensione forse in questo momento i tifosi italiani è
È il sorteggio di oggi a ora di pranzo, con l'Italia che conoscerà la squadra che affronterà nella prima parte dei play-off, per cui Svezia, Romania, Nord Macedonia e Nord Irlanda. Curiosamente 3 su 4 di queste squadre sono le squadre che hanno eliminato l'Italia nelle precedenti eliminazioni dai mondiali. Svezia e Nord Macedonia, lo ricordiamo tutti, sono quelle più recenti. L'Irlanda del Nord è invece datata e risale agli anni 50. L'Italia giocherà in casa il primo turno, poi bisognerà vedere dal sorteggio, ovviamente passando il turno, con chi si confronterà. E poi c'è la notizia della Davis, della Coppa Davis, con l'Italia che c'è, Berrettini col cuore, Cobolli che domina. Siamo in semifinale, affronteremo domani il Belgio, nonostante l'assenza di Sinner e Musetti. L'Italia si conferma fra le prime del mondo, Italia 2 volte vincitrice della Davis ultimamente. Notizie invece che riguardano il Catania da un lato. Stiamo parlando di calcio, siamo tornati a parlare di calcio, dalla Sicilia, l'occasione di Andrea Corbari, mediano multitasking, l'ex Entella non è titolare dal 29 settembre, potrebbe esserlo, complice la squalifica di Quaini. A proposito di Entella, l'avversario del Palermo sarà proprio l'Entella nella ripresa delle ostilità in Serie B. Brunori ritorna alle origini con l'Entella da ex a caccia di gol. Nel 2022 il capitano è stato l'ultimo del Palermo a segnare a Chiavari, dove aveva giocato l'anno prima. Qua siamo su Repubblica Palermo. Con lo sport si conclude la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.